Inchiesta sulla gestione dei migranti a Cona, parla il procuratore di Venezia. Verifichiamo se ci siano stati guadagni illeciti nei servizi della cooperativa. Inchiesta nata dalla morte della migrante Sandrine. È una nuova dimostrazione che il sistema di accoglienza e gestione dei flussi di migranti ha fallito. Le parole del governatore del Veneto sul caso Cona, e stasera in paese l'assemblea dei cittadini. Mose, il ministro Del Rio, crea a Roma un gruppo di lavoro per acquisire elementi informativi e valutazioni sulla gestione dei finanziamenti per le grandi opere in laguna. Allontanate dal questore di Venezia 7 persone dalla stazione di Mestre perché ritenute socialmente pericolose. Per loro è emesso il primo DASPO urbano. Erano tra i più molesti portabagagli abusivi. Indagini della squadra mobile per individuare i responsabili della violenta aggressione a un clochard francese, grave in ospedale. Al ghetto ebraico di Venezia la cerimonia del giorno della memoria, commozione per le vittime della Shoah e un'intesa comune con la regione far diventare la ricorrenza un appuntamento di piazza con le scuole. Domani sera avvia ufficialmente il Carnevale 2018 a Venezia con la prima parte della festa veneziana sull'acqua, kermesse ispirata al circo e a Fellini. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali che torna a parlare in primo piano sull'inchiesta di Cona. Come abbiamo raccontato ieri, il blitz della Guardia di Finanza, 6 persone indagate, tra cui 2 funzionari della prefettura, e allora a parlare oggi è il capo della Procura di Venezia che sta conducendo le indagini. Sentiamo. Con il fascicolo aperto su Cona, ovvero sulla cooperativa di Padova che gestisce l'accoglienza migranti, dopo il blitz di ieri della Guardia di Finanza con 2 alti funzionari della prefettura, un uomo e una donna, nel mirino della Procura di Venezia, ora sarà da accertare se vi sia stato un guadagno illecito da parte dei soggetti citati, ovvero un'ipotesi di truffa. Così oggi il procuratore capo di Venezia. Stiamo accertando i contatti avuti tra i funzionari e i titolari di Cona, quelli che gestivano Cona, per vedere esattamente quali e in che modo sono stati tenuti questi contatti. E stiamo valutando le modalità di esecuzione dei contratti che la gestione di Cona ha avuto con lo Stato italiano tramite prefettura, quindi la valutazione di come è stato applicato quel contratto, se sono stati rispettati tutti gli elementi che dovevano essere rispettati oppure no. Ecco, questa è l'ipotesi di indagine. Indagini avviate da oltre un anno, ovvero avviate dopo la morte della profuga 25enne della Costa d'Avorio a inizio gennaio del 2017. Tutto questo è nato da una serie di segnalazioni della Polizia Giudiziaria e direttamente a questo ufficio che ci ha spinto ad aprire un fascicolo e a fare degli accertamenti. Certamente il discorso della morte della ragazza, che non c'entra assolutamente nulla con questa indagine, è avvenuto all'interno di Cona e quindi è stato un campanello. Al setaccio degli investigatori l'appalto assegnato alla società che gestisce l'accoglienza migranti a fronte del corrispettivo economico erogato dalla prefettura. Al momento non si indagherebbe, ha specificato il capo della procura, che a Cacorner ci possono essere state delle cosiddette talpe. Una cosa è avvisare domani ci sarà l'ispezione, una cosa è parlare di talpa all'interno della prefettura, cosa che non è assolutamente emerso. Tra l'altro il prefetto ha chiaramente collaborato con l'attività di indagine, quindi è stata data tutta la documentazione che abbiamo richiesto. E a dirsi poco sorpreso oggi di quanto è accaduto ieri a Cona e dell'inchiesta è il governatore del Veneto Luca Zaia. Non mi sorprende il fatto che si leggano queste notizie, perché vedo che da mesi nelle cronache nazionali è un ritorno sempre di inchieste rispetto a chi gestisce il mondo dell'immigrazione. Questo ci fa ovviamente ancora di più pensare e motivare sul fatto che dobbiamo cambiare marcia, dobbiamo cambiare atteggiamento, e penso che l'unico atteggiamento possibile oggi sia quello di dire aiutiamoli a casa loro. Non è troppo sorpreso il governatore veneto di quanto scoperto dalle fiamme gialle che hanno acquisito la documentazione negli uffici della società, nelle abitazioni dei 4 indagati della cooperativa che gestisce Conetta e nella sede della prefettura di Venezia, dove risultano 2 indagati per rivelazione di segreto d'ufficio. Zaia si dice invece sorpreso del fatto che l'ex base non sia ancora stata sgomberata.
Io ero rimasto fermo al fatto che doveva essere sgomberata, vedo che non accade questo, prendo atto di tutti i disagi che ci sono e non sono pochi a carico di questi cittadini, è la dimostrazione che il sistema dell'accoglienza e soprattutto della gestione dei flussi migratori ha fallito. Non possiamo garantire ospitalità nei nostri territori, parlo in Italia ma parlo anche del Veneto, quando sappiamo con certezza che l'80% di chi arriva, di coloro che arrivano, non sono profughi, poi alla fine non saranno riconosciuti come profughi, ma sono migranti economici. Allora noi diciamo ancora una volta prima il Veneto, ma non è un atto di razzismo, è la volontà di ricordare che se c'è una persona in difficoltà prima si aiuta un cittadino del nostro territorio. Abbiamo circa 500.000 persone che stentano a sbarcare il lunario a fine mese, arrivare a fine mese. E Ancona che si dice? Ancona questa sera è prevista tra poco più di un'ora una assemblea al centro civico di Pegolotti, un'assemblea che era stata indetta prima di questa notizia e che ovviamente avrà un tenore particolare questa sera. Vedo la nostra Ilaria Marchiori insieme al sindaco di Ancona Panfili. Allora ti lascio subito la linea, Ilaria. Sì, buonasera Nicola, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come hai già detto ci troviamo qui insieme al sindaco di Ancona Panfilio, siamo nella sede municipale del comune di Ancona, ci troviamo a Pegolotte dove alle 20:30 inizierà un'assemblea che era stata indetta a dire il vero prima degli ultimi fatti che abbiamo proprio sentito in questi due servizi che abbiamo sentito insieme al sindaco. Innanzitutto sindaco, buonasera, benvenuto. Buonasera. Lei innanzitutto ha commentato un po' questi servizi che abbiamo sentito, sia quello con le dichiarazioni del procuratore capo, sia quello con poi le dichiarazioni anche del governatore Zaia. Ha commentato un po' anche nel frattempo mentre li vedevamo insieme. Beh, ricordo quel gennaio dove che ci fu anche la commissione parlamentare d'inchiesta sul caso. La politica non ci ha nemmeno degnato di consegnarci il verbale, ma probabilmente la procura è andata avanti. Allora io mi astengo di valutare i fatti perché non li conosco, ma il fatto invece che non rientra nell'ipotesi di reato è quello che è successo a Ancona, e cioè una pagina tristissima della storia italiana dove sono stati spesi una valanga di soldi per ribaltare la terra, metterci sopra degli esseri umani, condannare Conetta a vivere una situazione ignobile, e tutti si sono girati dall'altra parte. Lei ha convocato questa assemblea qui questa sera, per quale motivo innanzitutto? È stato sempre il mio metodo che ho usato dal luglio 2015. Ci sono delle novità, chiamo i cittadini e gliele comunico. La novità è relativa, e cioè l'iter per autorizzare l'installazione dei prefabbricati è arrivato in Consiglio dei Ministri dopo il no del sottoscritto, dopo il no della Regione. Allora il Consiglio dei Ministri può decidere se sì, se no, è un iter tecnico. Io dovrò andare a Roma martedì e dunque volevo informare i cittadini di questo tecnicismo, e soprattutto vorrei chiedere alla politica che sta in questo momento facendo campagna elettorale cosa vorrà fare quando sarà il governo della questione Conetta. È questa la domanda che io faccio, perché fino ad oggi qui la politica di governo e non si è mai vista. L'invito è stato esteso non solo ai cittadini ma anche ai consiglieri comunali. Sì, certamente, alcuni consiglieri comunali qui fanno parte di forze politiche. Abbiamo un gruppo che è costituito dal PD e Lega insieme e che non ha mai avuto una posizione chiara e univoca sulla questione. Ci sono altri consiglieri che saranno liberi di dire la loro sul futuro di Conetta. È meglio che parlino in questo momento. Sindaco, lei l'ha detto più volte in questi anni quando l'abbiamo ascoltata e abbiamo seguito anche le sue proteste, però è una frase che lei dice che ricorre sempre con frequenza. Lei è stato lasciato solo? Estremamente solo, e non abbiamo mai potuto utilizzare la verità perché c'erano troppi pigmei della politica che disseminavano menzogne e misticavano e
e cambiavano la realtà delle cose. Adesso si può cominciare anche a dire che la verità sui fatti, d'altronde questi fatti oggi dichiarati dalla Procura io li avevo già denunciati 1 anno e mezzo fa, anche di fattori ancora più rilevanti sotto il profilo del reato. Grazie Ilaria. Mi senti? Sì, ti sento, scusa Nicola se era interrotta la linea, se non ci sono altre domande restituisco la linea. Grazie mille, grazie Ilaria, grazie anche al sindaco Panfilio, ovviamente tra i più accaniti sostenitori della battaglia e che in queste ore insomma ha detto adesso il risultato, l'obiettivo deve essere quello di chiudere con l'Inter. Vedremo cosa accadrà. Adesso parliamo di Mose, perché? Perché il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, ha firmato oggi il decreto per la istituzione, decisa in accordo con il Presidente di ANAC, Raffaele Cantone, e il Prefetto di Roma, Paola Basilone, di un gruppo di lavoro interistituzionale per acquisire elementi informativi e valutazioni sulla gestione dei finanziamenti stanziati per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia. Il gruppo di lavoro è formato quindi da esperti delle 3 istituzioni, il generale della Guardia di Finanza Cristiano Zaccagnini, l'ufficiale di collegamento presso l'ANAC e poi esponenti della Prefettura di Roma e del Ministero dei Trasporti, e quindi il gruppo di lavoro potrà avvalersi per lo svolgimento dell'attività del servizio alta sorveglianza sulle grandi opere del Ministero. Quindi il Mose finisce sotto il riflettore di questo gruppo interistituzionale. Adesso torniamo alla cronaca, i primi 7 DASPO urbani emessi dalla Venezia riguardano 7 portabagagli molesti e abusivi in stazione a Mestre. Sicurezza in città, emessi i primi DASPO urbano per 7 persone, 6 uomini e una donna, tutti di nazionalità romene di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Da oggi fino ai prossimi 6 mesi non potranno sostare in zona stazione a Mestre e zone limitrofe. Si tratta di portabagagli abusivi, accusati anche di furti con destrezza, borseggi, accattonaggio molesto e comportamenti minacciosi e aggressivi verso le persone. Si dedicano a reati soprattutto di tipo predatorio e anche reati contro la persona. Abbiamo cercato insomma con il questore di emettere questi provvedimenti per contrastarli maggiormente. I 7 erano stati multati più volte a vario titolo e fanno parte di un vasto gruppo di molestatori sanzionati e attenzionati da inizio anno dagli agenti della Polfer. Un centinaio di contravvenzioni e prevalentemente su un gruppo di persone che varia dalle 30 alle 40 che stazionavano sempre nella stazione. La misura potrà aggravarsi fino a un massimo di 2 anni con il provvedimento che, se non rispettato, prevede la reclusione da 1 a 3 anni e multe da 10 a 40.000 euro. In corso di valutazione se il provvedimento possa essere anche traslato dal DASPO sportivo oppure per chi spaccia droga. Il decreto Minniti dà appunto la possibilità di valutare la pericolosità sociale sul semplice fatto di essere recidivi o di eludere questo tipo di attività fatta dal questore. Ed ora le indagini sulla violenta aggressione avvenuta a un clochard la scorsa notte. È stato trovato in acqua, ormai allo stremo delle forze. A lanciare l'allarme un passante che ha visto il corpo galleggiare. Si tratta di un clochard trasportato d'urgenza all'ospedale cittadino in stato di ipotermia. Sul volto i segni di un'aggressione. Colpi in pieno viso, probabilmente è stato preso a pugni. Il senzatetto è ricoverato in gravi condizioni. L'episodio di violenza è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nei pressi dell'Arsenale. È stato un cittadino che ha visto l'uomo tra i 40 e i 50 anni, probabilmente di nazionalità francese, galleggiare in acqua. Ha subito allertato il 113. Sul posto è arrivata la polizia che ha ripescato il senzatetto ed ha chiamato il suo M118. Immediate le indagini. Gli investigatori sono risaliti al posto dove l'uomo dormiva. Il giaciglio è stato distrutto. Che cosa sia accaduto e il motivo dell'aggressione è al vaglio della polizia, che sta visionando in queste ore le immagini delle telecamere di videosorveglianza che ci sono in zona. Non solo, ma sarebbe arrivata in quelle ore una telefonata alla questura. Un testimone avrebbe visto un giovane picchiare un clochard proprio nei pressi dell'Arsenale. In quella zona c'è una casa dell'accoglienza e quindi sono diversi senza tetto che girano fra l'Arsenale e Campo della Tana. Nessuno però sembra sapere chi sia la vittima dell'aggressione, né tantomeno cosa possa essere accaduto. Potrebbe essere stato picchiato e poi essere caduto in acqua, ma più inquietante sarebbe che il suo aggressore lo avesse colpito e poi gettato nella gelida laguna. Sale ovviamente la paura fra i clochard. La polizia ora sta indagando. E allora la pubblicità.
Rieccoci in studio, telegiornale di Venezia, all'indomani della tragedia del treno, del deragliamento del treno a Milano, che come sappiamo ha avuto anche degli effetti pesanti sui ritardi in Veneto. Un esperto ci parla di quelle che potrebbero essere state le cause. Ho visto in televisione le immagini del binario rotto e come le ho viste sono sobbalzato sulla sedia, perché a mio giudizio non si tratta di un cedimento strutturale del binario. Mentre il traffico ferroviario su 2 dei 4 binari della linea Milano-Brescia è ripreso gradualmente dopo il deragliamento del treno regionale, in cui hanno perso la vita 3 donne e altre 46 sono rimaste ferite, c'è chi con occhio esperto solleva delle perplessità su quanto si è detto finora in merito alle cause. Sono 40 anni che lavoro nelle officine meccaniche, conosco i metalli, conosco come si comportano i metalli. È un binario di quella sezione, di quello spessore, di quella portata, intanto ci vogliono svariate decine di tonnellate di spinta per rompere, poi un pezzetto da 20 centimetri rotto in maniera netta non può essere un'azione da cedimento strutturale assolutamente. Io penso che sicuramente gli inquirenti faranno luce. Se quanto affermato da Palasgo si rivelasse vero dopo le indagini, resterebbe da capire l'origine dell'incidente. Beh, se non è cedimento strutturale qualcuno ci ha messo le mani, o siamo in presenza di una saldatura fatta molto tempo prima che poi ha ceduto la saldatura, ma non credo che i tecnici che costruiscono le reti ferroviarie vadano a fare una saldatura 20 cm prima della fine del binario, casomai cambiano tutto il binario, e se qualcuno ci ha messo le mani, vabbè, le ipotesi sono tra le più svariate, ma sono assolutamente convinto che gli inquirenti capiranno. Un buon perito del Tribunale, a mio giudizio, non può confermare la teoria del cedimento strutturale. Ed ora la cerimonia al ghetto ebraico di Venezia stamane per il giorno della memoria. Qui abitava Leone Dina, nato nel 1942. Arrestato il 5 dicembre 1943, deportato ad Auschwitz, assassinato il 26 febbraio 1944. Qui abitava Gisella Campos, nata nel 1873, arrestata il 9 settembre 1944, deportata ad Auschwitz, assassinata. Diverse le scolaresche in quello che fu il primo ghetto d'Europa, oggi a Venezia nel giorno della memoria, con le autorità civili e religiose anche i ragazzi della terza F della Coletti di Treviso raccontano le pietre d'inciampo, targhe commemorative di quanti furono deportati nei lager nazisti da dove non fecero ritorno. Cannareggio, 1150. Qui abitava Riccardo Brandes, nato nel 1917, arrestato il 27 luglio 1944, deportato ad Auschwitz, assassinato. Il racconto per ricordare un'altra data storica, 27 gennaio 1945, giorno in cui viene liberato il maledetto campo di Auschwitz. Le pietre d'inciampo nascono e si inseriscono in un qualunque ambiente urbano e ne diventano parte integrante. Memoria che deve scorrere lungo l'elaborazione del ricordo stesso. Perché noi dobbiamo ricordare, certo purtroppo quello che hanno fatto a noi, ma quello che è stato fatto alla società, perché le leggi razziali hanno spaccato la società italiana, hanno reso peggiori gli italiani. Educare i ragazzi anche contro le sponde di deriva nazista di certi adulti. E attraverso l'antisemitismo che si è addirittura verificato negli stadi, il fatto che è stata l'immagine di Anna Frank è stata veramente deturpata nel corso di una manifestazione sportiva. Bene, queste cose qua ci devono dire che dobbiamo lavorare soprattutto nel campo dell'educazione. E oggi nella breve ma toccante cerimonia dedicata alle vittime della Shoah, davanti al monumento L'ultimo treno, all'appello della regione, mai più un ghetto semideserto quale quello odierno. Per il prossimo anno daremo una mano ad organizzare un avvenimento più pubblico. Non è una semplice celebrazione per le istituzioni, questo è un appello che faccio ai cittadini, non come colpa, ma potremmo magari il prossimo anno pensare nell'organizzarla anche in maniera magari più visibile, fare in modo che questa piazza sia piena e sia un momento di ricordo e di preghiera.
Vi ricordo la festa, giocare, scoprire, cambiare la realtà usando la fantasia per darle una nuova forma. Nessun mondo incarna in maniera più calzante queste parole come quello del circo, ed è il mondo circense, il protagonista del Carnevale di Venezia, che prende il via domani con la prima parte della festa veneziana sull'acqua in Rio di Cannareggio, tradizionale prologo ambientato in una delle zone più popolari e caratteristiche della città. 2 spettacoli, alle 18 e alle 20, in replica, gratuiti, apriranno dunque i festeggiamenti di questa edizione, la terza sotto la guida di Marco Maccapani. Rio di Cannareggio per una sera si trasformerà in un vero e proprio set cinematografico, un'esibizione dove strutture galleggianti trasferiranno sull'acqua il tema conduttore del carnevale di quest'anno, cioè Creatum Civitans Ludens, e il nome dello spettacolo sarà The Circonda, e quindi la parola del circo e anche le ispirazioni felliniane la faranno da padrone domani a Venezia. E restando in tema di Carnevale di Venezia, questa sera a 20 e 10 da non perdere, perché ospiti di Ferdinando Marino ci sono Elisa Costantini, la Maria del Carnevale di Venezia, e Piera Rosa Salva, direttore di Vela, che si occupa di organizzare il Carnevale. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bel tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, tuttavia con qualche nebbia sulle pianure. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 27 gennaio. Sul Veneto giornata all'insegna del tempo stabile, sarà anche piuttosto soleggiato, con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, possibili soltanto locali addensamenti, ma senza altri fenomeni degni di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori minimi tra 2 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata un po' grigia sulla nostra regione, locali foschie mattutine su Goriziano e Triestino, ma migliora presto. Cielo parzialmente nuvoloso sui restanti settori, ma senza altre conseguenze. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, minime tra 4 e 10 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bella giornata all'insegna del tempo asciutto e stabile anche sulla nostra regione, dove sarà piuttosto soleggiato, possibili soltanto locali foschie sulle vallate dell'Alto Adige, cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature massime tra 5 e 10 gradi, minime tra 1 e 3 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti deboli da est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci!